Sulla vicenda della signora Daniela Castaldo di Marghera e della sua famiglia l'Ater non può intervenire. Abbiamo delle regole, se non le rispettassimo infrangeremo la legge, spiega il presidente Alberto Mazzonetto. I casi sociali sono di competenza del comune, noi se qualcuno non paga l'affitto siamo obbligati a dare lo sfratto. In questo caso parliamo di una famiglia morosa per quasi 10.000 euro che non paga un centesimo dal novembre del 2011. Cioè noi saremo chiamati a rispondere per quella morosità, potremmo essere chiamati a rispondere perché non siamo intervenuti reclamando lo sfratto. Questo sfratto ha avuto già 10 rinvii. Sia chiunque ci può dire perché tu l'hai lasciato là quando non aveva diritto e c'è tanta altra gente che ne ha diritto. Sul caso di questa famiglia umanamente toccante, continua Mazzonetto, abbiamo inviato una lettera al subcommissario alla Casa del Comune di Venezia, Sergio Pomponio, per chiedere di intervenire tempestivamente con una soluzione, fermo restando che lo sfratto deve essere eseguito. Il Comune può semplicemente, ha alloggi suoi vuoti dove può mettere dentro della gente, affrontarlo in termini di emergenza sociale. Perché non lo fa? Perché è nel caos, perché nessuno si vuole prendere le sue responsabilità, però non è il caso di scaricare queste responsabilità ad Ater. È il comune che ha titolo e finanziamenti per occuparsi del sociale. L'Ater no, ricorda il presidente dell'ente, se questo non avviene a causa dell'incapacità e della malafede di un comune allo sbando. Noi abbiamo avuto addirittura una cosa paradossale, un caso questo però privilegiato non di una morosa, di una dipendente comunale che è occupante senza titolo in casa della madre. È venuto qui un vice segretario generale del comune per raccomandare questa signora perché restasse là. Cioè, quindi ci sono anche due pesi e due misure. Le persone come queste che hanno bisogno sono dimenticate dal comune, invece il comune si muove per quelli che non hanno bisogno, per gli amici oppure per quelli che vuole sistemare.